Provera, che è l'unico marchio di rinomanza nazionale, quindi distribuito su tutto il territorio nazionale, che ha un sito produttivo in Sicilia. Questo sito produttivo fino a prima di questo impianto produceva soltanto il 2 litri e lo produceva con una tecnologia non di ultima generazione. Con questo nuovo impianto noi produrremo anche il mezzo litro, quindi con una possibilità di fornire il mercato siciliano in termini economici, perché risparmiamo il trasporto, prima arrivava da Castrocelo, che è in provincia di Frosinone, e anche per poter essere più veloci nel soddisfare le richieste dei clienti. In più l'impianto ha una tecnologia che consente l'utilizzo di bottiglie più leggere e quindi non solo un vantaggio economico, ma anche un vantaggio di sostenibilità, perché chiaramente immettiamo meno plastica nel circuito produttivo. Abbiamo salvato interamente la forza lavoro, assolutamente, è uno dei nostri obiettivi principali. Le persone per noi sono la base, le fondamenta delle nostre aziende e quindi ci sono tutti, anzi penso che stiamo anche aumentando la forza lavoro, perché chiaramente aumentano i volumi, aumenta la produzione e quindi c'è bisogno anche di aumentare la forza lavoro. Sì, perché mio padre alla fine degli anni 50 ha incominciato a lavorare in Sicilia nell'attività di costruzione e montaggio di impianti industriali e quindi abbiamo lavorato nelle raffinerie di Milazzo, di Priolo, di Gela e quindi abbiamo poi riconvertito uno stabilimento che era a supporto della raffineria di Milazzo per fare il PET e quindi poi anche anch'io ho continuato a essere presente in Sicilia e addirittura adesso uno dei miei 3 figli maschi che lavora in questo stabilimento di plastica a Milazzo si è trasferito a Milazzo, quindi abbiamo fatto un'emigrazione all'incontrario e si è sposato con una ragazza di Catania, ha avuto un figlio che è nato a Catania ed è felicissimo perché coniuga un lavoro che gli piace in un posto meraviglioso come la Sicilia.